Chiavari, via libera all'adozione del nuovo PUC. Approvate le modifiche all'area di Colmate e alla zona Preglie di Torriglia. La minoranza è uscita dall'aula, critica con la tempistica e i contenuti. L'agrario Marsano di San Colombano Certenoli offre una professionalità unica. La sfida della scuola in cerca di nuovi iscritti per il prossimo anno. Questa mattina la visita della città metropolitana. Assemblea del Forum delle Associazioni Familiari del Tigullio, il piano natalità e la missione per il prossimo decennio. Per sviluppare politiche a misura di famiglia occorrono forze giovani. Aperta la chiamata per candidati che vogliono avviare un'impresa di impatto sociale. Fino al 6 gennaio è possibile presentare la propria idea. Nella sede di YLab a Chiavari è stato illustrato il progetto. Buongiorno a tutti e bentornati al TG13. In apertura parliamo del Consiglio Comunale di Chiavari. La maggioranza ha approvato l'adozione del nuovo piano urbanistico comunale. Ora la documentazione passerà agli enti superiori, dopodiché si aprirà un periodo di 90 giorni per le osservazioni. L'opposizione ha abbandonato l'Aula contestando tempistiche e contenuti del documento. La sintesi nel servizio. Via libera all'adozione del nuovo piano urbanistico comunale di Chiavari. Il PUC inizia il suo cammino con i soli voti della maggioranza e dopo una seduta dei toni accesi. La Giunta di Capo ha deciso di mantenere l'impostazione generale del vecchio PUC, modificandola su alcuni punti. È stato fatto anche un lavoro lungo in quanto, come ci ricordiamo, a dicembre 2017 abbiamo adottato il nuovo regolamento di edilizia comunale, ma essendo cambiata la normativa regionale, vale a dire la Regione ha stipulato la conferenza Stato-Regione, ha adottato una norma sull'edilizia e per cui abbiamo deciso di adeguare il nostro PUC a tutte queste norme, così si evitano dubbi interpretativi, diminuiamo quindi l'eventuale contenzioso. Veniamo alle modifiche. Primo, l'area di Colmata, dove vengono cancellate le residenze, l'incubatore e il centro congressi. Sono salvaguardati i parcheggi liberi, 650 posti che rimarranno gratuiti, e prevediamo solo un'edilizia scolastica, in quanto l'ideale sarebbe un campus con nuova piscina del Lido, nuovo parco verde, scuola, campo sportivo e anche, perché no, la scuola vela dentro al porto, sarebbe il mio sogno. Seconda modifica, l'area Preglie Torriglia. Anche qui c'è lo stop alla possibilità di costruire nuove residenze. Prevediamo lo spostamento dei parcheggi della viabilità a monte, davanti un parco verde, quindi la passeggiata e la nuova pista ciclabile. Tutto questo con aree turistico-ricettive, impianti sportivi e zona per l'ampliamento del Torriglia e strutture socio-riabilitative. Minoranza assente al momento del voto. Cama esce per primo, Levaggi viene invitato a uscire, scortato dai vigili, poi anche gli altri consiglieri abbandonano l'aula. Spiega Silvia Garibaldi, ci hanno concesso pochi giorni per studiare il PUC, sembra che la Giunta voglia farlo passare velocemente per non dare la possibilità di esaminarlo. Sui contenuti, soprattutto sull'area di Colmata, invece afferma: sono riuscita a trasformare da potenziale incubatore di economia, di sviluppo, a incubo, perché vi sarà fatto un depuratore senza nessuna contropartita di rilievo o che non sarebbe già stata fatta, diciamo, di pragmatica e di prassi, perché le difese a mare sarebbero state fatte di prassi dalla Regione, in un'area che probabilmente è un incubatore di disoccupazione se ci verrà la scuola, oppure un deserto che andrà in mano ai vagabondi. Cambiamo tema, andiamo in Val Fontana Buona. Sul futuro dell'Istituto Agrario Marsano di San Colombano Certenoli pesa una situazione di incertezza. Da 2 anni manca una classe prima e se questo dovesse ripetersi l'esistenza della scuola è a rischio. Docenti e istituzioni sono convinti dell'attualità di questo indirizzo di studi che offre una professionalità elevata e una preparazione a tutto tondo. E noi questa mattina siamo andati a visitarla. Passione per la terra o desiderio di condurre un'attività. Frequentare una scuola agraria oggi vuol dire stare al passo con i tempi e amare il territorio. All'Istituto Marsano di San Colombano Certenoli i giovani imparano a conoscere la terra e l'ambiente, ma hanno anche una preparazione a tutto campo, con ore di lezioni di italiano, inglese, matematica, chimica, non solo laboratori di agricoltura o allevamento. Con il diploma in mano si può accedere all'università, trovare lavoro come libera professione, come agrotecnico, dipendente di enti pubblici o aziende private, imprenditore o tecnico esperto di gestione del verde. Lo studio permette di trovare lavoro. Riescono a trovare lavoro, cioè lavorando nel settore, presso aziende vivaistiche del luogo. I migliori hanno intrapreso anche la carriera universitaria. C'è qualcuno che lavora da noi come docente. L'Istituto Marsano rischia ancora di non avere iscritti e di non poter avviare una prima classe, un vero peccato per una scuola che compirà nel 2019 20 anni di attività. Questa mattina c'è stato il sopralluogo, tra gli altri, del sindaco e della città metropolitana. Siamo fiduciosi e pensiamo che adesso il nostro messaggio sia giunto alle famiglie, perché
penso che abbiano capito che noi lavoriamo per un futuro dinamico e proficuo. C'è per esempio il comune di San Colombano Certenoli che ha promosso il ritorno al noccioleto, alla coltivazione delle nocciole, e c'è anche un ritorno in Liguria. Quindi abbiamo praticamente intrapreso l'affitto di noccioleto a località Pian dei Cuni proprio per questo. L'Istituto Marsano dà una professionalità unica in questo campo. Stamani abbiamo incontrato la classe terza nel laboratorio esterno su un terreno di fianco alla scuola. Io ho scelto di fare questo istituto perché mi piace stare all'aria aperta e secondo me il rapporto con la natura è molto importante per l'uomo. Futuro cosa pensi di fare? O andare in un'azienda agricola a lavorare o fare il libera professionista. Perché hai deciso di fare questa scuola? Per diventare un'imprenditrice agraria e gestire l'azienda di famiglia. Poi anche perché vorrei salvare la mia vallata, sistemare i boschi e far girare un po' il turismo, ecco. Da sabato prossimo sarà attivo un servizio di linea completo tra Santa Margherita Ligure e Portofino. È previsto l'utilizzo di 2 bus navetta, uno per il tratto tra Santa Margherita Ligure e il bivio della Cervara, l'altro tra Paraggi e Portofino Centro. I passeggeri arriveranno alla prima sosta e percorreranno a piedi la passerella pedonale appena inaugurata. La presenza del bus navetta da 30 posti consentirà a Portofino di rompere il suo isolamento e a Rapallo e a Santa Margherita Ligure di mantenere il collegamento con la città della Piazzetta, fondamentale naturalmente per ragioni turistiche. Il servizio è fruibile con il tradizionale titolo di viaggio Portofino Pass, la tariffa è di 3 euro per la sola andata, 5 euro per l'andata e il ritorno. Vedete la notizia sul sito teleradiopace.com dove potete trovare anche gli orari. Ora parliamo del forum delle associazioni familiari del Tigullio che si è riunito in assemblea al centro Benedetto Acquarone di Chiavari. È stata l'occasione per fare il punto delle attività svolte, ma anche cercare delle forze nuove per promuovere politiche a misura di famiglia. Sentiamo. Quali sono i punti importanti che state portando avanti in questi anni e soprattutto l'ultimo, visto che c'è stata l'assemblea? Dunque il forum camminano sempre su 2 gambe. La più importante è quella culturale. Perché se non affrontiamo con il linguaggio adatto i problemi culturali, non riusciamo a far comprendere il valore determinante della famiglia per l'avvenire della società. La seconda gamba è quella che noi chiamiamo le politiche pro family e quindi politiche familiari strutturali. Il fattore famiglia applicato all'ISEE nazionale, non ci siamo mai riusciti malgrado le promesse, è applicabile invece in base a una legge che consente ai comuni di applicare il fattore famiglia all'ISEE comunale per quei servizi comunali tipo rette per la mensa, asilo nido, trasporto dei bambini, attività sportive e chi più ne ha più ne metta. Tutto questo in una strada iniziata diversi anni fa, che deve andare avanti per un decennio, sotto il titolo di emergenza educativa. Il piano natalità è, direi, la mission attuale del forum. A dare una mano al forum. Sì, è arrivato un momento in cui, proprio perché abbiamo con i comuni, direi 3 comuni capofila dei distretti sociosanitari, noi abbiamo avuto la possibilità di creare un tavolo di colloquio, di confronto. Ci hanno detto bravi, bene, però ci dovete aiutare ad affrontare questo problema, quest'altro, perché abbiamo dei tavoli dove noi chiamiamo le associazioni, abbiamo bisogno di esperienze, di idee, di studio. Chi ha un'idea di impresa, impatto sociale sul territorio, ora potrà presentare la propria proposta. Nella sede di YLab a Chiavari è stata ospitata una tappa del progetto Social Fair. Chi avesse un'idea di impresa che miri a migliorare aspetti della vita sociale fino al 6 di gennaio potrà proporla su una piattaforma a livello nazionale. Le migliori idee potrebbero ottenere anche l'appoggio di enti finanziatori. Sentiamo.
YLab oggi ha ospitato Social Fair, con quale obiettivo? Bene, il nostro obiettivo in questo periodo è quello di creare rete, creare una sinergia con tutte quante le realtà presenti in Italia per quanto riguarda le imprese e le start-up ad impatto sociale. Noi nello specifico Social Fair ci occupiamo anche di accelerazione di imprese innovative, start-up ad impatto sociale, e in questo periodo è aperta la nostra call Fondamenta rivolta proprio a queste imprese che desiderano crescere, scalare e attrarre investimenti. Cosa significa fare una call? Allora, una call è una chiamata aperta, quindi alle quali possono candidarsi le imprese, le start-up italiane e internazionali per partecipare al nostro programma che eroghiamo. Quindi è proprio un momento di apertura alle candidature. Entro quando ci si può presentare e quali sono i tipi di progetti che seguirete? Sì, allora ci si può candidare fino al 6 di gennaio, quindi non c'è ancora moltissimo tempo e i progetti che seguiamo sono sicuramente molto differenti l'uno dall'altro. Siamo alla ricerca di soluzioni che possano rispondere in modo efficiente a quelle che sono le sfide sociali contemporanee. Cos'è un incubatore di impresa? Un incubatore di impresa, così come dice la parola, supporta i progetti proprio nella fase iniziale, come un'incubatrice, quindi si parte da idee e progetti, poi di per sé di fatto l'idea non basta, però appunto quello che si valuta è il team, la capacità di ragazzi nel rispondere a bisogni intercettati nell'ambito della realtà, e quello che facciamo è appunto accompagnare questi ragazzi per capire se questa idea si può tramutare in un bel progetto di azienda, progetto tale per cui possano essere creati dei posti di lavoro e possano essere anche attratti dei finanziatori che possano far crescere il progetto. Per la cronaca, i carabinieri di Sesti Levante hanno arrestato uno straniero di 27 anni, residente nella Bimare, disoccupato e con precedenti di polizia. La Corte d'Appello di Genova ha emesso nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in aggravamento alla misura degli arresti domiciliari, ai quali era stato sottoposto nel novembre scorso per reati contro la persona. Ora l'arrestato si trova nel carcere di Genova Marassi. Linea la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con le notizie di sport. L'ordine è sparso, così il titolo di Avvenire. L'Unione Europea non trova alcuna intesa sui migranti, fra i 27 nessun risultato sulla riforma del regolamento di Dublino, i soccorsi di Sofia, ora a rischio la missione navale in Francia, i giudici respingono i rimpatri verso l'Italia, non rispetta i diritti. Anticipazione, il grande spreco, utilizziamo soltanto il 12% di fondi europei, fondi strutturali che l'Europa mette a bando per l'Italia sono 36,2 miliardi, ma non riusciamo a utilizzarne non più di 12-13%, lo spiega l'ottavo rapporto IEF-ANCI che sarà presentato oggi a Roma. E a proposito di sprechi, sono nati gli empori solidali, la rete si allarga, sono 178 i negozi per le famiglie in difficoltà, appunto per eliminare gli sprechi e aiutare le persone che hanno più bisogno. Allarme lavoro a termine, migliaia senza più rinnovo, Federmeccaniche al suo lavoro, le assunzioni non sono possibili dopo i 24 mesi. Secolo XIX quest'oggi ha due titoli più o meno importanti, uno sulla benzina, Liguria, benzina meno cara, saltano le accise sul maltempo, Conte vuol far slittare il reddito di cittadinanza, Salvini e Di Maio lo gelano, Giugni è troppo tardi, dietro front del governo, il decreto dignità, 53.000 posti a rischio, ma poi c'è anche l'inchiesta sul Ponte Morandi, sul crollo del Ponte Morandi, nell'hangar di Zurigo studiamo le ultime ore di vita del Morandi. I 15 anni di ITE e Terzo Valico, uno corre, cioè il distretto dell'alta tecnologia, l'altro è fermo, cioè la TAV tra Genova e Milano, destini incrociati per i due progetti strategici. E poi Coppa Italia, Genoa Entella alle ore 18, appello dei giocatori a Preziosi, presidente dia tempo a Juric. La popstar che torna in Liguria, Giovanotti, il tour in riva al mare, tappa sulla spiaggia di Albenga. Veniamo nelle pagine interne del Secolo, paraggi, passerella aperta ai residenti dal fine settimana ma va vigilata, voragini aperte ai cantieri attivo, sono potenziali pericoli, ieri diverse persone l'hanno percorsa nonostante i rischi, l'obiettivo dei due comuni è renderla transitabile a tutti prima di Natale, poi sabato a Paraggi dopo l'Arenile i fondali, mobilitazione per pulirli.
Veniamo a Chiavari, scontro in aula sul nuovo PUC, Levaggi scortato fuori dai vigili urbani, seduta attesa quella di ieri del Consiglio Comunale per l'adozione dello strumento urbanistico comunale, minoranza sull'Aventino per il mancato confronto sul nodo varianti. E ora la linea passa a Genova per sentire quali sono gli argomenti principali del settimanale del Cittadino. Il Cittadino di questa settimana dedica l'apertura alla recente approvazione del decreto sicurezza. In mezzo a una strada il titolo di denuncia che arriva da un comunicato congiunto di Caritas Diocesana e Ufficio Migrantes, che manifestano la preoccupazione per la fine che rischiano migliaia di richiedenti asilo. Vita diocesana, Don Enrico Litigio è stato ordinato diacono in vista del presbiterato nella celebrazione eucaristica presieduta in cattedrale dal cardinale Bagnasco lo scorso 2 dicembre. Taglio basso della prima pagina sull'associazionismo, servire camminando insieme è l'invito che Monsignor Niccolò Anselmi, vescovo ausiliare, ha rivolto ai capi scout della GESCI riuniti in assemblea regionale al Palaceppe di Genova. Di spalla, sguardo all'Europa, cammini di fede ed incontro, l'intervento del cardinale Bagnasco a Strasburgo al convegno Gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa. E infine, sempre il cardinale Bagnasco a Roma ha tenuto una relazione sulla dismissione dei luoghi di culto. Chiese dismesse, che fare? All'interno del giornale i discorsi integrali e tutte le altre notizie sulla diocesi e sulla città. Andiamo brevemente sul sito della Radio Vaticana per una notizia pubblicata alcuni minuti fa. È stato annunciato il viaggio del Papa negli Emirati Arabi. In particolar modo Francesco visiterà Abu Dhabi dal 3 al 5 febbraio 2019 per partecipare all'incontro interreligioso internazionale sulla fratellanza umana. Ancora aggiornamenti, questa volta dalla redazione dove è pronta Cristina Oneto. A te Cristina. Grazie, un saluto a tutti i telespettatori. Abbiamo un aggiornamento di cronaca. È stato arrestato dai carabinieri di Lavagna un trentenne di origine campana residente a Sestri Levante per aver omesso per evasione. L'uomo disoccupato pregiudicato era stato sottoposto nel mese di giugno alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il soggetto è stato notato dai militari sulla spiaggia sottostante la stazione ferroviaria di Lavagna mentre si intratteneva con altri pregiudicati del posto, violando le prescrizioni che gli erano state imposte dalla misura cautelare. Oggi c'è stato il rito per direttissima. È tutto lì nello studio. Bene, grazie. Noi concludiamo con lo sport, iniziamo dal calcio. Ricordiamo che oggi alle 18 allo stadio Ferraris di Genova si giocherà la partita di Coppa Italia tra Genoa e Virtus Entella. Sicuramente un match per alcuni versi storico e anche speciale. Allora sentiamo le interviste. I tanti impegni proseguono, il Tour de Force d'Entella fa visita a Marassi contro il Genoa per una partita che definire storica è un eufemismo e sicuramente anche per voi giocarla rappresenterà qualcosa di importante. No, è una partita bellissima in uno stadio storico. Marassi sarà per tutti noi una grande emozione giocarci contro il Genoa, una squadra di Serie A, e cercheremo di dare il meglio sia per noi stessi, perché è una grande opportunità anche per ognuno di noi, ma anche per i tifosi, per la città che appunto, come hai detto te, questa è una partita storica. L'Entella torna a Marassi dopo 47 anni, Gianluigi Gavino, nativo di Chiavari, quella partita il 7 febbraio del 71 la giocò, che ricordi ha? Brutti purtroppo, perché Turrone ci beffò agli ultimi minuti, se no era una partita che sarebbe rimasta nella storia dell'Entella, perché fare 0-0 a Genova era una cosa purtroppo è andata come è andata. E io sono subentrato nel campo perché era a posto di Barbana e mi ricorderò sempre, purtroppo tutto mi ricordo perché ce l'ho qui stampato nella memoria e non è una motore positiva, perché adesso vi spiego il perché. Quel giorno lì a Genova c'era un freddo infernale, avevamo addirittura nella panchina le coperte per tenerci un po' di calduccio, perché era una temperatura da Genova, che è famosa Genova per il freddo. Cosa è successo? Verso fine della partita, sullo 0-0, l'allenatore decide di togliere Barbana e mettere me, e mi disse mettiti lì all'ala e stai lì, senza farmi scaldare mi ha fatto entrare. Cosa è successo?
I primi battute di gioco, il Turone prende il pallone dalla sua area, arriva avanti, va avanti, io ora là, gli vado incontro, però mi fa fuori, ha fatto fuori me, altri 2 giocatori dell'Entella, arriva all'invento della tira, una bordata, Scabini non ce l'ha fatta, gol 1-0, finita la partita. E quello lì è il brutto ricordo mio, perché alcuni mi hanno dato colpa anche a me del fatto che non l'ho buttato giù, però ha scattato me, poi ne ha scattato altri, e purtroppo un ricordo non bellissimo per me, però è stata bella perché a Genova, ragazzi, c'era 35.000 spettatori, ragazzi, in Serie C 35.000 spettatori, neanche Serie A. Concludiamo con la pallanuoto, ricordiamo che questa sera alle 20:30 nella piscina del Parco Tigullio il Lavagna 90 affronterà la Crociera Stadium nell'anticipo della terza giornata del campionato maschile di A2, mentre nella quarta giornata di Champions League la Prorecco ha battuto lo Steaua Bucarest 19-7. Il match disputato nella Vasca di Bologna, campioni d'Italia a punteggio pieno insieme al Barceloneta. Il 19 dicembre in Spagna la sfida che varrà il primato. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale, vi do appuntamento a questa sera alle 19:15 con Tigullio Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.